Euroregione News. In volo, Codroipo espone l'aviazione del Friuli Venezia Giulia. Inaugurata la mostra dedicata all'aviazione italiana nell'esedra di Levante di Villa Manin, con l'assessore alla cultura di Codroipo Tiziana Cividini, il comandante del secondo stormo dell'aeronautica militare con sede a Rivolto di Codroipo, colonnello Andrea Amadori, e il sindaco della città di Codroipo, Fabio Marchetti. In volo una mostra fortemente voluta dall'amministrazione comunale della città di Codroipo, patrocinata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, una prima volta per tutti quanti noi, ma anche uno stimolo per un futuro, perché questa mostra, oltre alla bellezza del materiale esposto, assume oggi un significato simbolico, riesce a unire le due realtà per le quali Codroipo è conosciuta in Italia e nel mondo. Villa Manin di Passariano, l'aeronautica militare col secondo stormo e il 313° gruppo di addestramento acrobatico, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, col tricolore più lungo del mondo. Un pezzo di storia italiana importantissimo che è passato in questo territorio nel corso dei secoli e che oggi si concretizza in questo simbolo, la mostra in volo. Con grande piacere abbiamo appunto oggi l'opportunità di aprire al pubblico la mostra in volo, il ruolo dell'aviazione militare italiana durante la Grande Guerra e nelle fasi immediatamente precedenti al conflitto. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di giugno e speriamo che la gente colga l'occasione per venire a rileggere delle pagine di storia del proprio territorio che a nostro avviso sono ancora oggi poco conosciute. Un grazie doveroso e sentito a tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto, a partire dal Museo di Lugo di Romagna a quello di Aviano, all'Astut di Torino, una serie di collaborazioni preziosissime che sono convinta potranno avere degli sbocchi e degli sviluppi futuri. La mostra è la prova vivente che collaborazione fattiva tra le istituzioni con poco si racconta una storia importantissima per il Friuli, Venezia Giulia in primis, e per l'aeronautica che a quell'epoca non era ancora stata fondata, sarà fondata nel 1923, ma lì l'aeronautica ha le proprie origini, non solo come forza armata ma anche come industria nazionale di aeronautica. Quindi una bellissima iniziativa, ringrazio il signor Sindaco, ringrazio Tiziana per l'opportunità che ci è stata data. Non c'è solo un pezzo forte, ce ne sono più di uno. Diciamo quello più simbolico è sicuramente l'uniforme di Francesco Baracca, ma ci sono anche le storie degli hangar, poco conosciute, sviluppati durante e prima della Prima Guerra Mondiale. C'è la storia dei simulatori, con i quali venivano addestrati i primi piloti, i primi aviatori, che all'epoca, ricordo, provenivano dal Regio Esercito, dalla Regia Marina e anche dall'Arma dei Carabinieri. Dietro di noi potete ammirare le due eliche del Caproni che ci sono state prestate dall'aeroporto di Aviano e che ci fanno comprendere un altro elemento che esce secondo me guardando queste splendide immagini, per le quali ringraziamo tutti sia gli archivi appunto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica che i privati che hanno messo a disposizione queste foto, ma ci fanno capire, dicevo, quanto questi piloti fossero veramente degli eroi, delle persone valorose che affrontavano questi voli con degli strumenti di una semplicità e rispetto all'alta tecnologia di oggi e con un coraggio veramente incredibile. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.